team, dato conto del fatto che se si fa un congresso territoriale lo si fa anche a livello diciamo nazionale, ma perché certo. oggi serve dare una linea politica complessiva d'azione. Se mi permetto di dire, se mi posso permettere, quello che dirò al convegno è che in questo momento concentrarsi sull'elemento singolo partito a fronte del fatto che dobbiamo invece animare un'area, una prospettiva ampia, non è una strategia efficace. Noi dobbiamo non lavorare sulle identità strette di partito, ma su un processo di definizione di un nuovo metodo anche partecipativo nella politica. Il terzo polo, che è fallito come progetto di partito unico, ha avuto una risposta altissima anche in questo territorio alle politiche, non semplicemente perché abbiamo unito due identità singole, ma perché in questa somma abbiamo promesso ci fosse invece che un processo di consolidamento dei confini, di un processo di allargamento di area e quindi di quella risposta trasversale che è quella che serve per affrontare le situazioni davvero complesse, cioè fuori da ideologie bipolarizzate. E questa per me rimane la sfida, quindi ben vengano iniziative di questo tipo che vanno esattamente in questa direzione. Grazie. Scusi se le abbiamo, no, ne abbiamo ancora